una organizzazione puntuale di gravità eccezionale, perché se fossero intervenuti soggetti presenti o comunque la polizia o comunque le forze dell'ordine sulla prima bomba, ci sarebbe stato lo scoppio della seconda bomba attivabile da un filo sulle scale e questo avrebbe provocato una strage. Non un atto improvvisato, ma ordigni che potevano uccidere quelli posizionati lo scorso 12 agosto all'esterno del K3, sede provinciale della Lega a Fontane di Villorba. Per quei fatti la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura Generale di Venezia, ha arrestato a Marmentino, nel Bresciano, un latitante di 42 anni di origini spagnole, Juan Antonio Fernández Sorroque, militante anarco-insurrezionalista irreperibile già dal 2017. Ora Sorroque deve rispondere di terrorismo e attentato alla sicurezza dello Stato. Un ordigno serviva ad attirare l'attenzione, l'altro, il cui scoppio era intenzionalmente ritardato, a ferire se non uccidere. Erano bombe artigianali fatte con delle pentole a pressione riempite non solo di polvere pirica in quantità rilevante, ma anche da chiodi, proprio per rendere lo scoppio e quindi le conseguenze dello scoppio particolarmente come dire, diffusive nei confronti degli astanti. Fondamentale, sottolineano gli inquirenti, la sinergia tra le Digos di Venezia e Treviso e la collaborazione con la polizia spagnola, che ha portato anche all'arresto per favoreggiamento di un altro noto anarchico bresciano, Manuel Oxoli, 38 anni, accusato di aver coperto la latitanza di Sorroque. È stato proprio pedinando Oxoli che si è arrivati allo spagnolo. Che Oxoli era molto attento quando si recava sui luoghi di appuntamento, cambiava anche macchina, per cui avevamo allestito tutto un sistema con attività di osservazione dalle colline intorno che ci ha consentito di seguire man mano il percorso. A carico di Sorroque pesa il ritrovamento a Fontane del suo DNA estrapolato da tracce di sudore. Per la procura è difficile pensare che nell'attuare l'attentato, a firma della cellula Haris Azimielakis, internazionale nera, non abbia avuto dei complici, e per questo le indagini proseguiranno.